questa è l'assurdità proprio del sistema. Ma io te lo dico queste cose perché? Perché l'assurdità qual è, se tu ci pensi, no? Che ha un sistema nel quale la giustizia non ha previsto queste cose, no? Ma prevede soltanto di, come dire, in qualche modo di scoprire dopo, perché secondo me passeranno i guai quelli che hanno scritto che questo è paralizzato. Passeranno quelli che hanno scritto che questo è paralizzato, potrebbero passare i guai quelli che hanno scritto che è il professore, che hanno scritto che ha una grave insufficienza respiratoria, perché lui effettivamente ha un'insufficienza respiratoria, ma così grave, con tutte queste spese di farmaci e cose varie, se decidono di sistemare, se decidono di fargli fare degli esami in un ospedale militare, se decidono di fargli fare degli esami in ospedale militare, io secondo me questo aspetto respiratorio verrà a cadere, secondo me, perché lui, quando io lo ascolto, ha sempre questo senso di asma, ma capisco che lui è così intelligente che ha imparato a respirare a modo. Infatti mi stai convincendo che è in modo da far sentire una cosa che non c'è, no? Quindi imita il broncospasmo. Sì, un attimo più. No, però l'avevo intuito. Non è violento. Io ce ne scivo.